Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni e benvenuti a tutti quanti. E oggi parliamo di libri che hanno a che fare con la musica. Comunque siamo sempre Bravo! lì. Allora, abbiamo a che fare con dei libri musicali. Allora, ultimamente ne abbiamo parlato e cercheremo di parlare anche di più di questo tipo di segmento, in sostanza, perché non esiste solo ovviamente la musica applicata a quella che sentiamo al cinema, a volte, perché ultimamente meno, ma anche, voglio dire, libri a tematica musicale molto molto interessanti. Allora, sperando che si veda bene la grafica di questo libro che è bellissima. Allora, il libro è Masters of Soundtrack di Paolo Fazzini, edizioni Weird Book, e devo citare ovviamente la cover art di Giorgio Finamore, che è a dir poco spettacolare. Sembra le locandine di una volta, quelle belle del cinema italico, che erano dei capolavori di pittura assoluti. Allora, come avete ben compreso da questa copertina che dice tutto, è un libro, un saggio, che in realtà è una ristampa di un libro che avevo già recensito tanti anni fa presso Colonne Sonore, che si chiamava Visioni Sonore. È stato riveduto, aggiornato, corretto e con alcune chicche in più, relative ovviamente a interviste a 20 celebri compositori italiani. E ve li elenco, perché scusate che non leggo più da vicino bene. Allora, si passa da Morricone a Piovani, da Danaggio a Bacalov, Rizzo Ortolani, Paolo Bombino, Franco Piersanti, e si parla anche di Giovanni Venosta, ma di compianti compositori che hanno fatto grande la storia dell'ottava arte, ovvero la musica per il cinema. Parlo di Piero Piccioni, Nino Rota, Giovanni Fusco, Carlo Rustichelli, Mario Nascimbene, Angelo Francesco Lavagnino e Piero Miliani. Devo dire che è un libro veramente fatto da una persona che ama e ha amato andare al cinema come si andava al cinema tanti anni fa, quando noi eravamo giovincelli, quando si entrava in sala si vedeva il film tante volte, e lui come me la cosa che percepiva maggiormente, che gli rimaneva ovviamente più impressa, era proprio la musica. E questa sua passione l'ha portata avanti negli anni. Non è diventato un musicista come non lo so diventato nemmeno io, però avrebbe voluto esserlo. Effettivamente Paolo Fazzini ha fatto ha suonato veramente il terreno con autori di tipo che noi abbiamo anche intervistato: Carlo Sigliotto, Fabio Frizzi, poi c'è Stefano Mainetti, Pivio Aldo Descalzi, poi ovviamente Maurizio Abeni, Piovani, come abbiamo già detto, parla di Gaslini, Claudio Simonetti, Goblin, Carmelo La Bionda, Nico Fidenco. Quindi stiamo parlando veramente di una rassegna di interviste molto quantitativamente numerose, nel senso l'ideale per capire è anche in questo senso che aria tira in questo settore, che poi è il nostro settore, quello delle colonne sonore. Infatti. Senti, io passerei a un altro libro che ci è arrivato ed è molto interessante. Questa volta si parla di canzoni, che sono un po', come sapete, l'altro lato della medaglia delle colonne sonore, no? Si parla, cioè, ci sono i temi strumentali, le musiche originali, ma ci sono anche le canzoni originali, che per chi fa come me il music supervisor sono un po' importanti. Ma in questo caso stiamo parlando di un libro che si chiama B-Side, l'altro lato delle canzoni, scritto da Doriana Tozzi per l'Arcana, ed è un progetto molto interessante perché innanzitutto in realtà è una quadrilogia divisa in stagioni, quindi autunno e inverno. Ecco, fino adesso siamo all'autunno e inverno. Allora, per farvi capire bene il progetto, in che cosa consiste, la cosa migliore è leggere le note della quarta di copertina. Quante volte capita, ascoltando una canzone, di immaginare nella nostra mente la storia che quei versi raccontano, delineando magari nettamente i volti dei personaggi, ambientandoli in scenografie ben definite e rendendo insomma quella canzone un piccolo film tutto nostro. L'immenso potere della musica, quindi, non si consuma nei pochi minuti in cui i brani vengono trasmessi alle nostre orecchie, ma continua ogni qualvolta le emozioni e le immagini che trasmettono le canzoni prendono forma e vita attraverso di noi. Questo mondo parallelo
è quello che Doriana Tozzi chiama l'altro lato delle canzoni, cioè tutto quello che le canzoni ci trasmettono, ma con cui possiamo immaginare evidentemente un altro tipo di racconto e narrazione. Direi che anche per questa volta, Massimo, speriamo di aver invogliato che ci seguono, e quindi ai prossimi libri, alle prossime colonne sonore. Arrivederci. Ciao.